Siamo sempre più belli. Beh, ma questo è poco, Noi ma due, sei tu, ovviamente. beh sì, certo. No, io sono affascinante, ti prego. Esatto, io sono bello. Io sono figa. E tu invece sei figa. Non tiro giù la gamba perché sennò sembra veramente un film porno. Ciao a tutti da Event Horizon. Horizon. Siamo qui questa sera per girare il nostro backstage, mitico backstage, a margine, al termine del Festival delle Voci Nuove di Vittorio Veneto, edizione 2014, in cui siamo risultati trionfatori. Primi per la categoria brano edito. Bene, che dire? Vittoria, direi. Vittoria, dopo tanti sacrifici, ci siamo evoluti man mano, poi siamo arrivati a essere un quartetto. Esatto, e appunto abbiamo trionfato. E direi appunto Non è tra noi adesso. ringraziamo appunto anche Anna che non è qui, appunto, come dicevano i miei compagni d'avventura, e niente, dedichiamo anche a lei questo video. Esatto. E anche e soprattutto quello che teniamo qui in questo momento tra le mie mani. Però aspetta, è meglio che tu mostri il premio, perché dal video non si Tra le mie, cosa c'è qua? Questo cosa pensavate? Adesso si spacca, ovviamente. Questo è il Si premio. spacca sul più bello, questo è il premio. Esatto, vedete? C'è scritto Voci Nuove, 8 marzo 2014, 11° festival, primo classificato categoria edito. Lui in realtà non l'aveva letto prima, infatti adesso stava cercando di leggere al contrario. Così, Che dire, insomma. la soddisfazione a distanza di una settimana è ancora palpabile. Palpabile. Sì, palpabile, e devo dire la verità che l'emozione è stata veramente Sì. intensissima. E Quasi l'emozione è indescrivibile. stata tale che non siamo riusciti a fare backstage in stage, appunto. In backstage realmente, Però abbiamo 2 servizi da mandarvi. che Allora, ritraggono varie esatto. situazioni occorse dietro il festival nel momento in cui si stavano esibendo i cantanti. Il primo che abbiamo qui e che vi mandiamo è quando noi entriamo dentro al camerino. Non è ancora arrivata Vanessa, però insomma noi riprendiamo. Ero lì con un nostro carissimo amico che ci ha aiutato, saluto, ciao Marco. Ciao Ci ha Marco. aiutato a fare queste riprese ed è entrato in camerino e adesso vedrete. Bene, siamo qui alla finale, anche quest'anno siamo passati, per fortuna. Abbiamo lo stesso camerino, viene da riprendere, siamo camerino numero 6. Vanessa deve ancora arrivare, ma adesso vediamo chi c'è nel camerino. C'è Cristian, attenzione. C'è anche Anna. C'è anche Anna. Ciao ragazzi, voi siete chi? Event Horizon. Direttamente directly from New York City. Presentiamo, adesso c'è anche quella nuova, eccola qui. Quella nuova, cioè, prendiamo quella vecchia e Quella nuova. vecchia. E quella vecchia dov'è, scusa? Deve ancora arrivare quella Che vecchia. mannaggia. Ormai ragazzi i motori sono caldi. Sono caldi! E adesso partiamo con le Voci Nuove 2014. E poi dobbiamo parlare del casting online, no? Casting online, esatto. Che ci ha dato Iscrivetevi a sto soddisfazione. casting online, iscrivetevi a sto allora è casting finito. online per l'anno prossimo, perché il prossimo vincitore potresti essere tu! Mancava quella vecchia, ma l'abbiamo fatto con quella nuova, va benissimo. Allora ne aggiungo un'altra io, ok? Esatto, il prossimo Allora, vincitore potresti potresti essere tu! Il prossimo contributo invece, correggimi Alfredo se sbaglio, Sì. è stato girato direttamente dietro le quinte, Esatto. raccogliendo qualche impressione tra i cantanti che si sarebbero dovuti esibire entro breve. E quindi adesso a questo punto, Vanessa, tu c'eri già o non eri No, ancora non arrivata? ero ancora arrivata. Quindi per te è una novità assoluta Esatto. questo, bellissimo ragazzi. Perfetto, E quindi sì. via col secondo contributo. Perfetto. Scusa? Che cazzo sono io? In realtà io sto ancora imparando le note, perché io sono ripetente, so che ripeto sempre le stesse cose. Ma al di là di questo,
Eccoci qua, siamo liberi adesso. La nuova, com'era? La nuova? La vecchia non c'è. La vecchia non c'è ancora, va bene. E con Anna adesso facciamo un rapido giro. Facciamo un rapido giro qua di sotto a vedere a che punto sono. Esatto. A che punto è, perché siamo in ritardissimo e ancora la manifestazione non è cominciata. Andiamo, direi. Andiamo? Via. Dove sei? Sono qui. Cos'è che si sente? La tensione che sale. E il freddo, tanto freddo. Tanto freddo e caldo in realtà. Sì, che possiamo andare. Possiamo andare, Riprendere un po'. vediamo un po'. Fa un po' di domande. Ciao. Ciao. Noi siamo telecamerati qui, stiamo Backstage un po', del sì, ciao. festival. Ciao. Tensione. No. Tranquilli? No? Sì. Io per il momento sono adesso, non c'è tempo per accettare. Ah, beh, allora. Ma a che punto sono lì fuori? Balletti? Hanno sentito il presentatore che dice qualcosa? Forse Hanno iniziato col balletto. Perfetto, quindi vuol dire che ci siamo. Chi è il primo? The Pipers. Il gruppo. Di solito ogni Possiamo anno. fermarvi un secondo, entriamo a piedi pari nella vostra conversazione. Cosa emozioni per questa sera? Che cosa pensate? Stavamo dicendo che noi siamo più bravi di tu. Ah, ok. Adesso ti lasci, Va bene, va bene. gusta, io te lo presento. Mi gusta. È lo spirito giusto per entrare nel pezzo. E andate siete Ma questo è un conflitto di interessi, di interessi perché? Presentatore. No, ma questo è un backstage, da Bello, dire. Ma tu hai ancora le cuffie, Cristian? Io ancora le cuffie non pensavo di essere collegato. No, no. In realtà io ho ancora la base. Lui è quello della security, Sì, di esatto. verità. Io ho ancora la base che va e non me ne sono accorto, è incredibile. Mi dicono dalla regia che non mai una fattura quando non suonare. Tutto rigorosamente in nero, ma ci scoperto, mancherebbe. ci ha scoperto. Cazzo, non ditelo all'agenzia delle entrate, non ditelo. Potrebbe essere Esatto, interessante. soprattutto non ditelo a mia madre che crede ancora che sia un bravo ragazzo. Non diteglielo. Va bene. Però volevo solo dire che Christian non è un bravo ragazzo, mamma di Christian. Ok, precisiamo. Non sono. No, ma no, non sono proprio, no. Non lo sei. Come potete vedere, Vanessa è entusiasta all'idea che in quel momento non ci fosse. Dai, Vanessuccia, dai, non fare così. Poi alla fine sei stata brava, sul Sì. palco. Vedi, un po' di verità. Basta farla, come si dice, la fa rinvenire immediatamente. Rinvenire, ho detto rinvenire, io ho detto Ci rinvenire. siamo. Per carità, non può dire, ragazzi. Ok. E così. E niente, voi, anzi noi. Non Ho un cosa. nuovo taglio di capelli. Sì, ecco, dite qualcosa del suo taglio di capelli perché ci sta stressando Commentate da sotto 2 al ore. video, dite come sta Vanessa. Allora, ve lo Commentate. potrei descrivere brevemente come una chioma un po' mossa, con una scalatura anteriore, di capelli appunto più corti, e dietro un effetto che oserei dire savage, va bene? Savage. Che dire, ma io posso farla io una domanda a voi a questo Sì. punto? Che cosa avete? Ah, noi pensavo a noi, voi, voi. a voi vi sto guardando negli Ah. occhi. Negli occhi, nelle palle degli Nelle occhi. palle degli occhi, ne ho 2 ma sembrano 4. No, volevo chiedervi questo. Riuscireste a descrivermi in poche parole la sensazione, l'emozione scaturita al sentire il nostro nome pronunciato dal presentatore? Io ero esaltatissima. Io mi sono sentita tipo... E infatti si vede il premio! Si vede sul video, Si vede, mi infatti. sono fiondata. Accaparrato. Tu Alfredo? Beh, è stato un bel traguardo, perché come potete vedere dal video precedente che abbiamo fatto il montaggio del live, alla fine vedete tutto il nostro percorso, che siamo partiti come duo, abbiamo fatto un studio, abbiamo studiato tantissimo, siamo cresciuti e quindi avere questo premio finalmente in mano è una soddisfazione. Ok, questa è la versione ufficiale, Esatto. quella un po' meno democristiana. Andiamo diretti al dunque. In poche parole, cosa potresti dire? Descrivi la tua emozione. Le mie emozioni. Cazzo che culo! Naturalmente. No, è stato veramente incredibile. Mi sono sentito veramente soddisfatto, sì, del lavoro che abbiamo fatto. Proprio soddisfatto, sì. Bene. Sì. Direi che il riassunto di tutto è soddisfazione. Io devo dire la verità che userei 3 parole. Si vede sul video. Si vede. Soddisfatto, completo e libero.
Finalmente. Direi che sì, direi che è così. E fa la differenza naturalmente in questa serie di sensazioni e di emozioni che provoca, ho provato, che vorrei condividere con voi, il fatto che il pubblico lo ha battezzato con un applauso lunghissimo. Esatto. E tra il pubblico ho visto delle facce incredibilmente sveglie in quel momento, perché la serata era stata appunto, aveva avuto degli altalenanti sentimenti di vario tipo, però quando abbiamo cantato e soprattutto dopo, quando c'è stata la premiazione, ho visto proprio entusiasmo. E tanti complimenti. Sì, veramente. Anche nei giorni dopo. Sì, veramente. Vero. È stato veramente appagante, un'esperienza veramente appagante. Mi sto anche quasi ricommuovendo, ma cerchiamo di evitare. E quindi che dire? Niente, noi continueremo così. Sì, avrete nostre notizie, come si dice. Non vi libererete di noi. No, non facilmente. E, e stiamo provvedendo adesso a fare una, come si può dire, una puntata. Una puntata, non lo diciamo. Non so come. No, non lo so Una nemmeno io. puntata però. radio, volevo dire. Dillo. Dove ci sarà Anna finalmente. Oh, Sì, arriva finalmente, quando vuoi, esatto. sì. Sì, non Tranquilla, so. tranquilla. Comodo. Non c'è fretta, non c'è Lei fretta. arriva, vince, poi se ne va. Esatto, poi non ci caga più e così va scostante. Vabbè, ma gli artisti sono fatti così. Gli artisti sono più mobili com'è? Qual Come più mobili. bandetto. Va bene. E niente, noi faremo questa puntata, vi faremo sapere, così sentirete, siccome che è in streaming su internet. Siccome che. Siccome che, va bene, No, dico non si siccome dice che. siccome che, ma non Allora, importa. che siccome che siccome sarà su streaming, Parlo spagnolo streaming lui in realtà. su internet, allora vi linkeremo il link. Linkeremo il link. Uffa. Però effettivamente questo modo di correggere Alfredo è un po' fastidioso, Vanessa, non trovi? Poi lo smorzi nel suo impeto. Metterò un bollino rosso qui, in modo che non verrà più la Attenzione, sua faccia. il broncio di nuovo. Io cosa devo dire? Vediamo, lo facciamo andare via? Sì. Vanessa, sei stata la migliore sul palco. Ecco. Vanità dell'artista. Bene signori, che Ci dire? rivedremo Vanessa. in radio allora, ci risentiremo in radio e poi vi terremo comunque aggiornati. Certo, ci diamo l'appuntamento quindi alla nostra puntata in radio in occasione di Radio Days su Radio San Donà, Sandra, che probabilmente sarà il giovedì 3 aprile. che in Adesso inglese si dice attendiamo- Saint Donna. Saint Donna, Donna. Saint Given, che è Donano. Ok, Saint Given. E quindi niente, che dire, arrivederci a presto. Sì, grazie. E grazie a tutti ancora veramente da Event. Horizon. Ciao! Ciao. Siamo qui per fare una nuova pellicola. 2x32 si chiama. 90 si chiama. Il premio. Devo parlare in inglese. Vabbè. E poi andiamo a vedere un film che si chiama Chiavatar. Chiamata. E questa è Sbadiglia. Non esce sveglia! Contento. Tutti là. Come a Treviso, no? Dell'anno scorso, 2 anni fa. Meglio. Come Meglio. 2 anni fa. Meglio. Che noi non. Taca 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 tiki taca. Taca tiki taca 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 tiki taca. Tiki taca ti. C'è un po' di casi.